Come sta andando secondo tanto il vostro osservatorio? La situazione per ora è monitorata dal nostro corpo di polizia municipale, sta andando tutto abbastanza bene, quindi speriamo che appunto questo possa avere positive ripercussioni anche in futuro. Ci potranno essere dei cambiamenti su quello che sono i margini in questo momento disegnati sull'asfalto? Sì, ora appunto noi in queste 2 settimane in cui appunto i lavori verranno sospesi si cercherà di valutare i miglioramenti da effettuare, in particolar modo dall'uscita dell'autostrada, magari facendo rientrare appunto la segnaletica adesso disegnata. Fino a quando ora rimarrete fermi quindi? Fino al 26 e poi dal 26 ripartiranno i lavori appunto di costruzione dei cordoli, dei marciapiedi, partendo innanzitutto dagli spartitraffico laterali. Quindi una sperimentazione di un paio di settimane, dopodiché i lavori quando dovrebbero terminare? Si prevede che se tutto va bene verso la fine di settembre, salvo appunto imprevisti del caso. Cosa potrebbe essere realizzato all'interno di questo grande spazio che sarà la rotatoria centrale? Che cosa sarà fatto qui dentro? Ancora in fase di valutazione, ci stiamo appunto muovendo, noi come appunto amministrazione ci siamo insediati da pochi mesi, abbiamo appunto parlato anche col sindaco e il sindaco avrà un bel progetto da poter proporre a chi arriva a Lavagna. Prima giornata con la rotatoria all'uscita del casello della 12, com'è andata? Il traffico scorre bene, oggi ce n'è parecchio traffico e quindi è già un primo test per valutare se la viabilità funziona. A vederla così funziona. Abbiamo un problema un po' dei cantieri, di questi 2 cantieri dell'Italgas che creano un po' di strozzatura, quindi rallentano parecchio il traffico. Una cosa che si dovrebbe risolvere in un paio di giorni. Al di là delle modifiche diceva che la rotatoria centrale sarà sormontabile, un po' come si vede in altre rotonde. Una parte sicuramente, il bordo esterno sicuramente sormontabile, non so esattamente di quanto, ma penso perlomeno 1 metro al giro sarà sormontabile.